Eder. Mac. Pallister. Ieri abbiamo fatto notare che il cinturino di Liliana in alcune foto calza veramente stretto ed in altre precedenti calza veramente largo. Si fanno strada due ipotesi. La prima è quella che l'orologio sia stato tolto e poi rimesso. Qualcuno invece, contattandomi, mi ha detto che è normale che il corpo si sia gonfiato. Questa è un'affermazione però che ci aiuterebbe, secondo me, a datare il decesso. Se lei fosse morta infatti il 14 dicembre, questo tipo di fenomeni post-mortem si sarebbero già verificati e quindi l'unica cosa che potremmo pensare è che qualcuno ha tolto l'orologio magari per misurarlo e poi lo ha rimesso. Sarebbe difficile pensare che dopo oltre 20 giorni si attuerebbe un rigonfiamento del corpo. Invece, se fosse morta il 5 gennaio, potrebbe effettivamente essere che il corpo si è gonfiato e allora l'orologio ci aiuterebbe a capire meglio la data del decesso. Lei si sarebbe suicidata dopo aver sbattuto faccia e dorsi delle mani, ed essersi infilata in sacchi bianchi e neri e legato e allentato a un cordino. Il tutto prelevato da casa. E poi quando? Ieri o 20 giorni prima? E la logica dove sta? È quasi al pari delle mascherine che nei verbali dell'immediatezza del ritrovamento venivano descritte come varie, alcune per poi risultare unica. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.